Continua l'erosione della spiaggia alle dune di Agrigento, come si vede dal filmato di Mare Amico, che da giorni propone agli enti interessati di intervenire immediatamente per evitare che il mare si mangi la pista ciclabile di San Leone. L'associazione ambientalista, guidata da Claudio Lombardo, denuncia l'immobilismo e lo scarso decisionismo. Hanno avuto la meglio e nonostante inutili conferenze di servizi, roboanti dichiarazioni, la pista ciclabile, afferma Mare Amico, è caduta in mare. Come vediamo dalle immagini, la carreggiata è stata transennata e ridotta la viabilità a una sola corsia. Per Mare Amico basterebbe smontare gradualmente il pennello perpendicolare vicino e trasportare i massi recuperati nella zona vicino attualmente aggredita dall'erosione, come si vede dalle immagini.